Festa del lavoro con buona parte dei negozi aperti in 6 delle 7 province venete fra apprezzamenti e dissensi. Festa del lavoro amara per i dipendenti dell'Aprilia, fallito per ora l'accordo con le banche, lunedì un nuovo incontro. Intervento in caso di contaminazione chimica e batteriologica, una manifestazione internazionale dei Vigili del Fuoco nel Trevigiano. Non esistono razze più aggressive di altre, ma rapporti disturbati fra uomo e animale, così gli esperti a Verona sull'aggressività dei cani. Prosegue la serie positiva del Venezia che ha conquistato nel pomeriggio 3 punti d'oro contro il Como. Stasera in campo Verona e Treviso. E buonasera dal telegiornale del Veneto. Dunque oggi 1° maggio, festa del lavoro. Eppure non sono sempre di più le categorie che in questa giornata non fanno festa. L'ultima in ordine di tempo è quella dei commercianti che hanno la facoltà di restare aperti anche nei giorni festivi. Una scelta non da tutti condivisa nel Veneto. Vediamo. Non più solo poliziotti e farmacisti in turno e poi market e ristoranti aperti per i turisti. Quest'anno il 1° maggio in Veneto regolarmente in attività anche quelli che di tradizione godevano di un giorno di riposo nella giornata dedicata alla festa del lavoro. Si lavora perché c'è bisogno di soldi per forza, se vogliamo pagnotta bisogna lavorare. Io ho telefonato per sapere se era aperto e visto che era aperto ho approfittato. Preferiresti far festa? Preferirei fare festa, però se c'è da lavorare si lavora. È giusto fare la spesa anche il 1° maggio, negozi aperti? Una volta era sempre chiuso, adesso è cambiato il mondo, non capisco più niente. E non è un caso se nella nostra regione è polemica aperta. In 6 province su 7, solo Rovigo si è astenuta, è stato concesso a chi lo desiderava di tenere aperto e molti negozianti hanno aderito, come a Verona. In effetti il 1° maggio è la festa dei lavoratori, quindi dovrebbe essere festa per tutti quanti. Dopo, indubbiamente è bello anche che ci siano dei negozi aperti. Una volta il 1° maggio erano chiusi. Negozi chiusi per i lavoratori e perché c'è tanto altro di cui godere che i negozi non sono necessari. Opinioni dunque diverse su una festa che in passato in ogni città mobilitava masse di manifestanti. Non è più una festa molto sentita? Ma probabilmente no, adesso vedo che c'è questa deregulation per cui si lavora. Sì, esisterà, è giusto che sia, però esiste anche lavorando, no? La festa dei lavoratori. In questa epoca di globalizzazione probabilmente le feste prima o poi spariranno. 1° maggio amaro per i dipendenti del gruppo Aprilia. Il gruppo motociclistico in crisi di liquidità infatti non ha sera a Roma l'accordo con le banche creditrici, ma lunedì è atteso un nuovo incontro. Intanto ai cancelli di Noale la preoccupazione fra gli operai è alta. Noi pensavamo che ieri fosse un giorno decisivo e fosse un giorno positivo, che si sbloccasse il credito. Invece purtroppo siamo ancora preoccupati. Tutta la delusione per un 1° maggio che poteva essere diverso. Fumata nera ieri nell'incontro tra banche, management e advisors di Aprilia. Non è arrivato dagli istituti di credito il sì tanto atteso per il fido da 30 milioni di euro, indispensabile per rimettere in moto l'azienda, per ora bloccata per mancanza di liquidità. Gli istituti di credito chiedono al titolare Ivano Beggio maggiori garanzie rispetto a quei 5 milioni di fideiussioni messi a disposizione dal patron dell'azienda veneziana. Le banche probabilmente chiedono maggiori garanzie rispetto a quello che hanno chiesto anche negli ultimi giorni. Si parla di una fideiussione di circa 5 milioni di euro disponibili da parte dell'azienda, però le banche ne chiedono il triplo quasi, insomma 15 milioni di euro. Lunedì si torna a trattare, il tempo che rimane però è poco, è in scadenza il pagamento degli interessi, 7 milioni e mezzo di euro, sul bond da 100 milioni di euro lanciato nel 2002 da Aprilia. Entro giovedì, calcolando i 3 giorni di moratoria, il pagamento va fatto. Il rischio è di finire in amministrazione controllata. Da un lato l'azienda che attende il denaro per pagare i fornitori e riprendere la produzione, dall'altro le banche che vantano crediti per 220 milioni di euro. Inoltre ci sono gli stessi fornitori che da mesi non vengono pagati. E come ogni anno, anche oggi a Venezia c'è stata la cerimonia della consegna delle Stelle al Merito, un riconoscimento a donne e uomini che hanno svolto una vita di lavoro raggiungendo anche brillanti risultati. Vediamo a chi sono andati.
Il Veneto ha 87 nuovi maestri del lavoro. Il riconoscimento delle stelle al merito del lavoro viene assegnato ogni anno a persone che in almeno 25 anni di lavoro ininterrotto si sono distinte per attaccamento, generosità e qualità dell'impegno. Le decorazioni vengono consegnate ogni anno il 1° maggio nei capoluoghi regionali. Per il Veneto la solenne cerimonia si è svolta a Venezia nel salone della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista. Fra i premiati poche le rappresentanti del gentil sesso, non per maschilismo è stato precisato, ma unicamente perché 25 anni fa le donne lavoratrici per una diversa situazione sociale erano in numero inferiore ad oggi. Ha rappresentato il governo il sottosegretario del lavoro e delle politiche sociali Maurizio Sacconi. Onorevole Sacconi, con quale spirito si celebra oggi la festa del lavoro? Ci sono venti di crisi anche qui nel Veneto? Ma con un misto di ansietà e anche attenzione però alle opportunità che il cambiamento porta con sé. Siamo proprio in mezzo al guado, soprattutto lo è questa nostra economia industriale. Cessano attività obsolete o che si spostano altrove, ma si aprono anche nuove opportunità, nuove iniziative, crescono attività tradizionali del nostro territorio. Noi dobbiamo pensare a proteggere coloro che possono essere colpiti da questa transizione e soprattutto non abbandonarli, accompagnarli da un posto di lavoro all'altro. Una realtà in espansione che aiuta a formare il reddito della nostra regione è quella dei lavoratori extracomunitari che oggi hanno celebrato a Marghera la loro festa del lavoro, che è stata però anche festa dei diritti. Vediamo. Casa, lavoro, salario sociale. Sono questi i temi al centro del 1° maggio dei lavoratori immigrati. Davanti all'ufficio stranieri di Marghera si svolge una manifestazione pacifica e tra i migranti presenti è forte il bisogno di cittadinanza. Abbiamo bisogno dei diritti per lavorare perché anche noi siamo cittadini. La cornice è colorata. Tra manifesti, striscioni, bandiere della pace c'è anche spazio per la musica. Tra le questioni poste spicca quella del permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno è, posso dire che è l'inizio di tutto per noi, perché senza permesso di soggiorno non esistiamo. Ma diritto di cittadinanza significa anche uguaglianza. Nel mondo nessuno è straniero, cioè i diritti di cittadinanza sono per tutti, ognuno è persona, quindi ognuno è possessore di dignità e titolare di diritti. E in chiusura di manifestazione un festoso corteo per le strade di Marghera. Lavoro e disabili, se ne è parlato oggi anche in fiera a Padova in occasione di Civitas e le associazioni che rappresentano i disabili hanno annunciato una manifestazione nazionale proprio a Padova il prossimo 29 maggio per difendere il diritto al lavoro delle persone meno fortunate. Una realtà comunque quella del terzo settore in forte espansione. Anno dopo anno la rassegna cresce. Civitas ha registrato 20.000 visitatori solo nella prima giornata. La 9ª edizione della mostra convegno della solidarietà e dell'economia sociale e civile rispecchia i numeri del no profit, il cosiddetto terzo settore. 220.000 organizzazioni, 750.000 dipendenti, una raccolta di 3 miliardi di euro ora disciplinata da un codice etico. 300 espositori, 600 associazioni rappresentate, al centro degli incontri l'allargamento dell'Unione Europea potenziando le reti associative. Noi rafforzeremo queste reti che sono già in corso, come abbiamo lavorato da tanti anni per la democrazia e i diritti umani all'est ai tempi del socialismo reale. L'Europa e il resto del mondo con la collaborazione tra gruppi israeliani e la Mezzaluna Rossa. Noi cerchiamo di raccogliere fondi, aiuti umanitari, soldi e materiale sanitario, medicinali e anche di vivere, perché noi sappiamo che in Palestina ora, nelle condizioni attuali, manca tutto. Tra le varie iniziative oggi a Padova la Giunta regionale ha presentato al mondo della disabilità la figura dell'amministratore di sostegno. Credo che sia un appuntamento fondamentale per un abbattimento delle barriere, quelle culturali che sono in ognuno di noi. Cambiamo argomento, andiamo anche nel Trevigiano perché sono arrivati anche da New York alcuni colleghi per la festa internazionale del pompiere inaugurata ieri dal ministro per la protezione civile Giovanardi. Vediamo. Spirito di sacrificio, abnegazione, altruismo e generosità sono alcune delle doti comuni a tutti i vigili del fuoco del mondo.
A Gaiarini, in provincia di Treviso, si sta svolgendo una manifestazione organizzata da SOS Emergenza, un'associazione ONLUS, che ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione sulle problematiche della protezione civile, quanto mai attiva in questo ultimo periodo. Sempre pronti ad operare in qualsiasi condizione, i vigili del fuoco hanno simulato un intervento in caso di emergenza chimica o batteriologica, dimostrando già un elevato grado di preparazione. Noi ci siamo organizzati per la nuova emergenza biologica, chimica, alla luce di quello che sta succedendo nel campo internazionale. Ci siamo preparati, abbiamo acquistato attrezzature, stiamo facendo formazione a tutti i livelli per il personale, stiamo facendo esercitazioni numerose anche qui nel Veneto. Poi una dimostrazione congiunta con i vigili del fuoco americani della base di Aviano, simulando un caso di incidente stradale. Come dire che i vigili del fuoco sono sempre in prima linea, come spiega Robert Triozzi, comandante di un gruppo specializzato dell'ONU. Anche quando gli altri scappano, abbiamo visto anche in zone di guerra, sotto i bombardamenti eccetera, abbiamo visto ultimamente anche a Baghdad, a Belgrado, cadono le bombe, i pompieri sono sempre lì presenti di fare quello che possono fare con quello che hanno a disposizione. A Gaiarine anche l'ex comandante dei Vigili del Fuoco di New York l'11 settembre del 2001. L'11 settembre è stata la giornata peggiore della mia vita. Lì abbiamo imparato tantissime cose. Abbiamo imparato anche cosa significa fare il vigile del fuoco. Un gruppo di non vedenti, fra cui una signora padovana di Tre Baseliche, si sono visti cacciare oggi da un ristorante di Lavarone perché con loro c'era Telma, uno splendido Labrador femmina di 3 anni con tanto di contrassegno addosso della Croce Rossa, istruita come guida per ciechi. E nel locale trentino ovviamente c'era il divieto di accesso per i cani. Un brutto episodio questo che purtroppo si commenta da sé. Ma di cani oggi si è parlato in un convegno di specialisti a Verona. Vediamo cosa è emerso. Qualche volta diventano drammatici protagonisti di fatti di cronaca. Nella normalità dei casi sono una fedele compagnia, a volte quasi una ragione di vita per persone anziane e sole. Nel territorio veronese, quello dell'ULSS 20, ci sono 440.000 abitanti e 44.000 cani. Di questi, in un anno, 1 su 100 morde un uomo in modo da rendere necessarie cure mediche. Nessun allarme, semplicemente la conseguenza di quella qualità che si chiama aggressività, di cui la natura ha dotato il cosiddetto miglior amico dell'uomo. Il cane è aggressivo, questo è il punto di partenza di un convegno alla Gran Guardia di Verona. Spetta all'uomo educarlo ed insieme educarsi a rispettarlo. Ci sono alcune norme molto semplici che devono essere conosciute, che consentono di capire se il cane è in uno stato di eccitazione particolare, e poi in maniera particolare invece ci sono delle norme di buon galateo umano nei confronti dei cani. Il cane è aggressivo, ma esistono razze più o meno aggressive? Non esistono razze più aggressive, secondo me. Esistono razze di cani che hanno armi formidabili, per cui se un individuo di questa razza è aggressivo può produrre dei danni più gravi di altri. È ovvio che se morde un pitbull fa molto più male che se morde un barboncino. Bisogna dire che cani di grossa stazza non tutti possano averli, devono essere educati in modo preliminare, cioè ci vuole l'educazione non solo del cane ma anche del padrone al cane. E noi siamo allo sport, iniziamo con il calcio, doppio posticipo questa sera, fra poco alle 20:30 per le due delle venete impegnate nella B, cioè Verona e Treviso, rispettivamente in trasferta a Torino e Messina. E dopo la sconfitta ieri sera del Vicenza beffato dall'Atalanta nel recupero, oggi è toccato al Venezia riscattare le venete del campionato cadetto. 3-1 per i lagunari, così è finita in campo al Penzo. Gol e i commenti. Faremo il possibile per giocare proprio il pomeriggio, visto che porta buono. Sono 6 punti fondamentali che ci fanno guardare con serenità il futuro. Sarà anche una casualità, ma il Venezia sotto i raggi del sole diventa davvero irresistibile. Domenica scorsa il Livorno e oggi il Como sono cadute sotto i colpi dei lagunari, che mai fino ad ora erano stati così prolifici di gol. 4 minuti di gioco e i lariani sono già sotto di 2 reti. Cross di Liendo a cercare Biancolino, che da ottima posizione incorna di testa in rete. 120 secondi e lo stesso Biancolino appoggia sicuro per Poggi, il cui tiro a girare si infila alle spalle di Laieni. Al 10° il Venezia potrebbe portarsi sul 3-0, ma il gol di Biancolino viene annullato per fuorigioco. Il terzo sigillo per
Arrivare al 25esimo l'incontenibile biancolino viene lanciato a rete da Anderson e arrivato faccia a faccia con la Ieni lo fredda. La partita non cala di intensità, anzi, almeno 2 per parte le occasioni prima della sosta. A rientro in campo il Como cambia volto e a più riprese mette in affanno la difesa lagunare, come al 25esimo quando Anderson infila di testa nella propria porta. 3-1. Con l'ingresso di Chianese per Ghirardello, i ilariani si fanno ancor più irresistibili, ma il risultato non cambia e il Venezia si allontana dalla zona calda, dove il Como resta inguaiato. L'errore che adesso non dobbiamo fare, non possiamo commettere, è quello di mollare. Noi non siamo fuori, siamo dentro e quindi dovremmo non mollare un centimetro, perché questo è un campionato molto ma molto difficile. E in Serie A domani il Chievo ospita il Modena e cerca anche punti salvezza per restare in Serie A. Vediamo. Aspettando il conforto matematico di un esito già virtualmente scontato da tempo. Per festeggiare la salvezza sicura quando mancano 3 giornate al termine del campionato, al Chievo basta un punto. Domani al Bentegodi c'è un Modena Malingarnese, quart'ultimo in classifica con la Regina. Un pareggio agli emiliani farebbe molto comodo. E il Chievo, dopo la vittoria di Ancona, potrebbe scontare un certo appagamento psicologico? No, penso di no. Sappiamo che il Modena verrà qua con una certa rabbia per cercare di portare a casa i 3 punti, però noi non possiamo regalare niente a nessuno. Intanto Del Neri continua a sfogliare la Margherita. Perso lo sprint, almeno così sembra, con Prandelli per la panchina della Juventus, che Lippi lascerà libera a fine stagione. Il tecnico gialloblu non ha ancora deciso se prolungare il suo rapporto col Chievo o mettersi alla finestra aspettando una grande. Intanto alcune discrezioni giornalistiche lo danno a Firenze se i viola dovessero approdare in Serie A. In questo momento qua i giornali sono pieni di un va qua, un va là, un va su, un va su, all'estero, contro estero. Abbiamo parlato del Chievo, che è la cosa che a noi interessa in più in questo momento, e penso che interessi a tutti salvare il Chievo e poi magari in futuro, chissà, anche ricominciare a vedere magari di poter stupire ancora con il Chievo, perché il Chievo penso non abbia finito di stupire con quest'anno. Intanto contro il Modena ha confermata la squadra vittoriosa ad Ancona, con Sala al posto di Danna, bloccato da una distorsione al ginocchio sinistro. Se oggi per la festa del lavoro si potevano visitare i musei statali con un solo euro, domani per la primavera dei musei l'ingresso sarà completamente gratuito. Ed è un'ottima occasione per visitare a Venezia, fra le tante proposte, la mostra dedicata alla cartografia, scienza in cui la Serenissima fu maestra. I cartografi della Serenissima furono i primi al mondo a riprendere con rigore scientifico il territorio. Nel 400 è attivo Giovanni Pisato, i preziosi disegni sono conservati alla Biblioteca Comunale di Treviso. Suggestive le riprese lagunari di Niccolò del Cortivo. Tra le novità della mostra, allestita al Museo Correr di Venezia, il territorio nella società dell'informazione, dalla cartografia ai sistemi digitali, che resterà aperta fino all'11 luglio, una sconosciuta mappa di Cristoforo Sabbadino, che nel 500 decise le sorti della laguna e della città, con un lungo quanto estenuante confronto con Alvise Cornaro, un padovano che voleva bonificare tutto e fare di Venezia una città più di terra che di mare. Giandomenico Romanelli, direttore di Civici Musei. Si tratta di una mostra che affronta il problema del territorio in rapporto alla sua descrizione e trascrizione, quindi partendo da una storia della cartografia, partendo dalle collezioni e dei materiali conservati soprattutto nel Museo Correr e arrivando fino ai metodi più aggiornati e più avanzati di controllo, descrizione e gestione del territorio. La mostra infatti ha l'ambizione di non essere soltanto una rassegna storica o di capolavori o di pezzi di grande qualità, ma di mostrare, di rappresentare, di descrivere e di spiegare le modalità secondo le quali il giorno d'oggi il territorio si trasforma ed esso può e deve essere monitorato con delle strumentazioni all'avanguardia per quanto riguarda ciò che la tecnica consente. È tutto da Venezia, buona serata.